Nella gestione delle risorse idriche sarde l'ambito unico è fallito, bisogna compiere azioni per destrutturare l'idromostro e questa è la posizione di Roberto De Riu, consigliere regionale del PD, che riprende la sua battaglia contro Abbanoa e il gestore unico delle risorse idriche della Sardegna. È arrivato il momento di dire chiaramente che non esistono alternative alla distruzione dell'ambito unico con lo smantellamento di Abbanoa, sottolinea De Riu, e alla ricostituzione di una dimensione ottimale degli ambiti. Ho dato fiducia a Paolo Maninchedas, che è stato assessore ai lavori pubblici, sottolinea De Riu, poiché ha dimostrato sensibilità e intelligenza nell'accogliere nel suo disegno di legge sugli ambiti le nostre tesi sulle dimensioni ottimali, ma ora siamo certi, prosegue il vice capogruppo del PD nell'Assemblea sarda, che le nostre previsioni si stanno avverando. Gli studi di Liberiamo l'acqua, della quale sono presidente onorario, di Democrazia sull'acqua, hanno rivelato i contorni del fallimento di Abbanoa, del sistema idrico integrato e della finanza pubblica sarda in relazione alle conseguenze dell'errato dimensionamento dell'ambito unico. A partire da ora, pertanto, riprenderanno tutte le azioni tese da un lato a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento, conclude De Riu, dall'altro a destrutturare l'idromostro e a ricostruire un sistema economicamente, finanziariamente e tecnicamente sostenibile.